monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti e che tutti schivavano come un cane rognoso e lo accarezzavano con i piedi perché se lo trovavano attivo. Con queste aspre parole Verga descrive il personaggio di Rosso Malpelo, un ragazzino come tanti, ritrovatosi però emarginato ed escluso dalla società, fino a perdere ogni dignità umana. Nella descrizione dell'ambiente lavorativo in cui è costretto a convivere Malpelo, notiamo una dinamica di violenza e soprusi paragonabile all'attuale concetto di mobbing. Per mobbing si intende una serie di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima, lesivo della dignità personale e professionale, nonché della salute psicofisica dello stesso. Vediamo la sua espressione in diversi cruenti passaggi della novella, come ad esempio. Era avvezzo a tutto lui, agli scappaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi con le braccia e la schiena rotta da 14 ore di lavoro. Anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane e la minestra. Bestia e diavolo, così veniva soprannominato Malpelo nel momento in cui veniva deriso, battuto e accettava punizioni senza protestare. Nonostante la novella Rosso Malpelo sia stata pubblicata nel 1878, la realtà descritta da Verga riguardo i soprusi in ambito lavorativo continua purtroppo a rimanere attuale anche nella società odierna. Secondo il monitoraggio effettuato dall'ISPESL, l'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, infatti, in Italia sono circa 1,5 milioni i lavoratori vittime del mobbing su 21 milioni di occupati. Il fenomeno è più presente al nord, con circa il 65%. Negli ultimi 10 anni i casi di mobbing denunciati hanno avuto un incremento esponenziale. Tuttavia non è ancora presente in Italia una legge contro quest'ultimo e pertanto non è configurato come specifico reato penale a sé stante. Ciò nonostante sono diverse le norme che, tutelando la salute e il benessere dei lavoratori, consentono di attribuire rilievo alle condotte vessatorie specifiche di questo fenomeno. Ma il mobbing non è l'unica tematica presente nella novella verghiana che continua ad avere riscontri nella nostra società. Perciò gli commettevano sempre i lavori più pericolosi e le imprese più arrischiate, e se egli non si aveva riguardo alcuno, gli altri non avevano certamente per lui. Sebbene non ci venga detta l'età di Rosso Malpelo, ci pare chiaro che il protagonista sia un semplice ragazzino, sottoposto a dure condizioni di lavoro e profondamente sfruttato dal padrone della miniera in cui è impiegato. Il lavoro minorile è definito come un'attività che priva i bambini della loro infanzia e della loro dignità, influenzando negativamente il loro sviluppo fisico e psicologico. All'interno del lavoro minorile rientrano quindi le varie forme di sfruttamento e abuso causate da una estrema povertà, dalla mancata possibilità di istruzione, situazioni economiche e politiche in cui i diritti dei bambini sono posti in secondo piano a vantaggio degli adulti. A questi bambini viene negato il diritto di andare a scuola, la possibilità di giocare e di godere dei propri affetti. Si tratta di un fenomeno di dimensioni globali, attuale tanto ai tempi di Verga quanto adesso. Secondo i dati riportati dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono circa 152 milioni i bambini e gli adolescenti vittime dello sfruttamento. Metà di essi sono coinvolti in attività di lavoro pericolose, che mettono a rischio la loro sicurezza e salute. Molti altri invece vivono in particolari contesti colpiti da disastri naturali o guerre e si ritrovano a dover lottare per sopravvivere, rovistando nelle macerie o lavorando per strada. Altri ancora poi vengono addirittura reclutati come soldati per combattere in guerre provocate da adulti. Spesso non ci accorgiamo di quanti questi fenomeni si verificano quotidianamente sotto i nostri occhi. Restando in Sicilia, basta addentrarsi nelle province di Girgenti e di Caltanissetta per constatare numerose ingiustizie nei confronti di minori, brutalmente sfruttati nel lavoro delle miniere. Le miniere di zolfo da secoli costituiscono una componente fondamentale per l'economia mineraria siciliana, ma si tratta purtroppo di un settore in cui lo sfruttamento minorile prolifera, per arrivare a livelli a dir poco disumani. I proprietari delle miniere, infatti, iniziano ad assumere bambini dall'età di 7 anni, privandoli del loro diritto all'istruzione e alla libertà personale, in favore del proprio interesse economico. A questo si aggiunge il fatto che il lavoro in miniera è estremamente faticoso. I metodi di estrazione richiedono notevoli sforzi fisici e il lavoro è uguale per tutti,
sia per grandi che per piccoli. Nonostante la diffusione delle tecnologie moderne, lo sfruttamento minorile nelle miniere di zolfo è rimasto un capitolo ancora aperto e una piaga tuttora da debellare. La mole di lavoro è molto più grande di quanto si possa immaginare. Bambini e adolescenti sono costretti a trasportare il minerale sulla schiena, in sacchi o ceste, per un numero che va dalle 8 alle 10 ore per coloro che lavorano nelle gallerie, dalle 11 alle 12 ore per chi invece è impiegato all'esterno. La maggior parte delle volte i ragazzi vengono pagati a giornata, in base al numero di viaggi che hanno fatto. Infatti, il capo operaio, dopo aver esaminato le ceste, rimanda indietro i giovani, che vengono picchiati qualora il contenuto non sia considerato sufficiente. Insomma, le dinamiche continuano ad essere esattamente le stesse descritte da Verga un secolo e mezzo fa. Ma la Sicilia non è l'unico ambiente in cui lo sfruttamento minorile continua a essere un problema attuale. Osservando la Repubblica Democratica del Congo si nota infatti come questo fenomeno sia forse ancora più diffuso. Stando alle ultime stime sono circa 40.000 le ragazze e i ragazzi minorenni impegnati nelle miniere di cobalto. Le condizioni in cui sono costretti a lavorare questi giovanissimi operai sono estreme. La giornata lavorativa ha la durata di circa 12 ore, i salari sono salari da fame e i giovani lavoratori vengono spesso picchiati e maltrattati per motivi futili. La vita di questi ragazzi è messa in pericolo ogni giorno, in quanto è completamente assente ogni forma di sicurezza nei luoghi di lavoro e carichi troppo pesanti sono la causa di frequenti crolli all'interno delle grotte. Rischiano che incomba su di loro un destino simile a quello del padre di Malpelo, che l'arena mangiò a tradimento, poiché più forte. A nessuno di loro viene concesso un periodo di pausa, neanche in condizioni di salute malferma, un po' come nel caso di Ranocchio, emblematico personaggio della novella. Descrivendo questo gracile ragazzo, costretto a lavorare malgrado una lussazione al femore, Verga dice: arrancava in modo che sembrava ballasse la tarantella e aveva fatto ridere tutti quelli della cava, così che avevano messo nome Ranocchio. Ebbene, per quanto una dinamica del genere possa sembrare datata, si tratta invece di un fenomeno profondamente attuale. In questo Verga deve fungere da richiamo, da monito, deve riaccendere in noi le nostre coscienze cittadine. Non possiamo e non dobbiamo lasciare che lo sfruttamento minorile venga considerato un problema del passato, perché per quanto sia difficile ammetterlo, tutt'oggi la salute dei bambini, i loro bisogni fisici, educativi e psicologici vengono deliberatamente ignorati e questo è semplicemente inaccettabile. Ma allora, come fare a tutelare i lavoratori? Come garantire che le condizioni psicofisiche di grandi e piccoli impiegati non vengano messe in pericolo? Per fortuna, nella legislatura italiana ci vengono incontro la Costituzione e il Codice Civile, i quali contengono già articoli che garantiscono la sicurezza sul lavoro. L'articolo 4 della Costituzione. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Articolo 35 della Costituzione. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. E l'articolo 2087 del Codice Civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e psichica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Quest'ultimo articolo è quello che di sicuro mostra al meglio come sia da tutelare la salute fisica e la personalità morale dei dipendenti e che ci garantisce che non accadano episodi analoghi a quelli della novella di Verga. Infine, durante la lettura della novella, un'altra tematica ci ha colpito fortemente, anch'essa profondamente attuale e in realtà valida universalmente per ogni epoca del genere umano. Fin dall'esordio della novella, infatti, si evince come Rosso Malpelo sia un reietto, un escluso, un ragazzo diverso, che la società ha deciso di emarginare. È così che il giovane si ritrova completamente solo, abbandonato persino dalla madre e dalla sorella che carezze non gliene facevano mai. Il meccanismo sociale che Verga mette sotto la lente di ingrandimento è purtroppo un meccanismo insito nel genere umano, che tutti noi abbiamo avuto modo di sperimentare. Fin dagli albori della società, infatti, la diversità ha sempre spaventato, rappresentando un forte motivo di discriminazione. Così come i greci consideravano le popolazioni limitrofe barbari e gli americani nella prima Costituzione del 1789 ritenevano le persone di colore una razza inferiore, ancora oggi l'uomo cerca di prendere le distanze da tutto ciò che non rientra nei tradizionali schemi. La società tende inevitabilmente a plasmare delle norme e degli standard a cui tutti siamo implicitamente costretti a sottostare, con il rischio di perdere la nostra identità e ciò che veramente ci rende unici. Malpelo è un monellaccio con i capelli rossi e gli occhiacci grigi, un brutto ceffo con il quale è meglio non avere niente a che fare. Ma cosa ha fatto per meritarsi tutto questo?
nulla, semplicemente è nato con i capelli rossi e di conseguenza è stato etichettato come Malpelo. La grandezza di un così suggestivo personaggio verghiano sta proprio in questo, nella sua inevitabile sottomissione ai pregiudizi sociali, che senza alcuna reale motivazione lo hanno reso un cane rognoso più che un giovane ragazzo, solo per la sua spaventosa diversità. Se nella novella la prospettiva presentata da Verga è alquanto drammatica, con un Malpelo che accetta lo stereotipo che gli è stato affisso, rassegnandosi al suo destino, allo stesso tempo però suscita nel lettore una profonda riflessione, che a nostro modo di vedere stimola invece un approccio più combattivo. Oggi più che mai, in un mondo social dove siamo costantemente assillati da canoni di bellezza inarrivabili e rigidi pregiudizi sociali, dovremmo guardare all'esempio di Malpelo come ad una fonte di ispirazione. La diversità, così spaventosa e terrorizzante, diventa un difetto solo nel momento in cui noi la consideriamo tale. Ma se solo iniziassimo a vederla come un punto di forza, come un segno distintivo che ci rende unici e dentro il quale si cela la nostra vera identità, allora la nostra società, più che da caratteri stereotipati, inizierebbe realmente ad essere